buongiorno dall'Expo Scuola. Oggi siamo qui con la dottoressa Carmela Palumbo, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Dottoressa Palumbo, siamo in tema di e-democracy, è di questo che si occupa il Consiglio regionale all'Expo Scuola ormai da 2 anni. Nel campo della scuola, nel mondo della scuola, qual è il rapporto secondo lei tra nuova tecnologia e democrazia? Qual è il passaggio? Soprattutto in senso di educazione, di formazione, quali sono le sue idee e i suoi progetti? Beh, la scuola sicuramente è un luogo dove si educa alla democrazia e dove si cerca di dare vera attuazione, piena attuazione al principio di eguaglianza sostanziale che la nostra Costituzione pone. È chiaro che quindi anche la diffusione a tutta la cittadinanza e quindi prima di tutto a coloro che sono in età scolare degli strumenti multimediali e diciamo digitali è una priorità importante per le istituzioni scolastiche che stanno facendo in questi ultimi anni uno sforzo, direi un cambiamento di pelle proprio per adeguare la propria didattica, che ovviamente è una didattica tradizionalmente di tipo frontale, di tipo di trasmissione di contenuti orali e di verifiche scritte. Ecco, si sta cercando proprio di introdurre e di impiegare gli strumenti digitali anche proprio nella didattica. Questo cambierà, credo, profondamente la didattica stessa, il modo di insegnare e permetterà alla scuola di avvicinarsi anche di più a questa generazione che è la famosa generazione dei nativi digitali. L'esperienza sicuramente più significativa e importante che in questo senso è promossa dal nostro Ministero e che sta prendendo piede proprio, tra l'altro ne parliamo anche qui all'Expo, abbiamo proprio un convegno dedicato, è l'esperienza della diffusione delle lavagne interattive. L'obiettivo è quello di arrivare nell'arco di 2-3 anni a fornire tutte le classi di tutte le scuole, di tutte le istituzioni scolastiche di questo strumento che permetterà effettivamente di rivoluzionare la didattica. E senta, dottoressa Palumbo, dato che sta parlando dell'innovazione tecnologica all'interno della scuola, ieri il dottor Cerchiaro, responsabile delle politiche giovanili dell'ufficio scolastico, ha parlato anche della necessità di una regolamentazione dell'uso di questi strumenti digitali, proprio perché da parte degli studenti è stato sollevato un allarme sicurezza, soprattutto per quanto riguarda i temi della privacy o temi comunque che vengono affrontati nella stampa quotidiana. Che cosa pensa in merito per l'informazione dei giovani su questo? Guardi, il compito della scuola rispetto agli strumenti digitali è proprio duplice, cioè da un lato noi abbiamo l'impegno di integrare l'uso della multimedialità nella didattica e quindi di anche formare gli insegnanti delle varie discipline proprio all'uso per l'insegnamento della propria disciplina di questi strumenti. Dall'altro canto abbiamo anche una funzione diciamo più squisitamente educativa dei giovani che, come ho detto prima, sono la generazione dei nativi digitali, ma spesso non hanno diciamo, una adeguata cultura e consapevolezza nell'impiego di questi strumenti, cioè non conoscono i limiti, la necessità di rispettare comunque la privacy delle persone, non conoscono o non si rendono conto magari della anche offensività, della particolare aggressività che verso le altre persone questi strumenti possono avere se ovviamente impiegati non adeguatamente. Quindi c'è una duplice valenza della scuola, un duplice impegno della scuola. Da un lato quello diciamo a integrare gli strumenti nella didattica, dall'altro quello a educare i giovani a usare consapevolmente, direi civilmente, quindi per gli usi di cittadinanza, gli strumenti digitali nella propria vita. E fa parte di questo progetto anche la banda larga? Perché
Mi riferisco ad un articolo di un paio di giorni fa sul Corriere di Segantini in cui il digital divide viene sottolineato come in realtà un problema prima che di competenza nell'uso del mezzo, sulla mancanza proprio del mezzo per il 39% della popolazione italiana. Per cui io penso che questo progetto faccia parte sempre di Democracy 2012 del Ministero della Pubblica Amministrazione. In questo senso lei cosa pensa? Sì, è questo ovviamente un altro grande problema che ci troviamo, cioè della esclusione di alcune fasce di popolazione, soprattutto più anziane, soprattutto diciamo, prive di mezzi economici, proprio dall'accesso agli strumenti digitali. Da questo punto di vista ovviamente la scuola non ha un compito specifico, anche se per la verità noi curiamo anche la fascia dell'educazione degli adulti, quindi non solo dei studenti in età scolare, ma anche dell'educazione degli adulti attraverso i centri territoriali appunto per gli adulti che sono molto diffusi e radicati nel nostro territorio veneto, i quali proprio a favore della popolazione adulta erogano moltissimi corsi proprio finalizzati all'acquisizione della patente europea per l'informatica. Quindi diciamo cerchiamo di dare, pur non essendo questo il nostro compito specifico, se non relativamente alle giovani generazioni che però non soffrono in realtà del digital divide perché usano questi strumenti. Qui c'è più il problema rispetto ai giovani di educarli, ripeto, a un impiego civile degli strumenti, ma non c'è un problema di esclusione. Nei confronti della popolazione adulta noi ovviamente non abbiamo un mandato specifico, diciamo istituzionale, ma possiamo agire attraverso questo canale della formazione per gli adulti. Dottoressa Palumbo, la ringrazio molto, buon lavoro, buona continuazione. Noi perdoniamo qualche studente che allegramente. Arrivederci, buon lavoro.